Un'altra cosina che penso spesso, poi è soggettiva, è assolutamente soggettiva, non mi piace come mi sto spostando in camper, c'è un sacco di benzina perché si sa che al camper sa che ciuccia come un'idrovola, per poi ritornare sempre alla base, no? E io questo camper, questo viaggio voglio vivermelo in maniera diversa, cioè la benzina serve per aumentare il mio percorso, qua è tutto un vai e ritorna, capisci? La vivo diversamente, so che può essere un discorso un po' complicato, comodo con la GoPro là. Adesso non si dovrebbe vedere neanche il volante, oppure meno. 800 metri, piedi a destra. Customer Service, Camping Assistance. Ah, mi sono passato per farmi vedere lo sponsor, Brighello. Comunque il cane pericoloso è dietro, perché sa che sono arrabbiato con lui, perché mi ha fatto la cacca nel tappeto, ma non è tanto quello, il fatto è che la mando sempre fuori e lei niente, non vuole, se la tiene per 20 ore, dopo, cioè sembra che deve aspettare proprio, dopo la piango, e lei lo sa, di fatto quando l'ha fatta già era andata nei sedili davanti. Che potenza in guida, vai, resta in guida, dai, resta, bravo camperino, bravo, non andare addosso al podio, sta, ecco qua, grande camperino, potenza estrema. Vai camperino, sì, mi piace quando tieni la quinta, vai. Oh! Questa è una bella accelerazione in discesa, Comunque, aspetta, perché ho appena finito i giga in questo momento, ma adesso ti spiego bene il discorso. Volevo rispondere a Marco De Che mi aveva detto: ciao, ti sto seguendo da molto, dato che siamo paesani, che zona sei? E ho anche scritto tutta la risposta bene, tutto quanto, non la invia perché ho finito i giga. Intanto vabbè, ti rispondo qua, magari è la stessa cosa, diciamo. Io sono in zona Jesolo, però tipo stanotte sono in zona Portogruaro a dormire, quindi quando posso non sono in zona Jesolo, ecco. E insomma, quello che volevo dire nel video è il fatto che volevo parlare bene della sim della 3 che mi sono fatto, no? Cioè, non è che ci guadagno qualcosa a fargli pubblicità alla 3, però insomma quello che andava detto, e mi stavo dicendo: guarda, mi trovo proprio bene o male, mi prende discretamente come velocità, eccetera, fino a quando dopo ci ripenso effettivamente un attimo. Come giga io sono convinto, approfondirò, ma sono convinto che ti fregano, cioè io non posso aver consumato 1 giga oggi, cioè mi ricordo benissimo quello che ho fatto, 1 giga è 1000 mega, cavolo. No, cosa ho fatto? Un po' di WhatsApp con 2 messaggi vocali, ma arrivare a 1 giga, 1000 volte 1 megabyte, ragazzi, no, è vero che ho fatto il tethering sul fisso, però anche dal fisso cosa ho fatto? Le solite cose, un po' di Facebook e quelle cose lì, cioè 1 giga è strano, no? Molto strano. Certo, vabbè, adesso gli aggiornamenti automatici sono tutti disabilitati, quindi neanche quello non è.
Certo starò attento, nel senso che non darò la possibilità di ricevere internet anche al tablet, e vedrò effettivamente magari di disabilitare la sincronizzazione, no? Che è il discorso che li controlla l'email e tutto quanto, magari sai, lo fa più volte e ti frega. Strano, andiamo a fondo qua. Lì dietro ancora il bollino di proprietà del camper da attaccare nel libretto. È che io non vorrei fare sempre il solito disgraziato, ma non vedo l'ora che mi fermino e mi chiedono i documenti e gli dico aspetti un attimo perché li ho lasciati a casa. Devo farla, la faccio. Oh, con Jastover è proprio destino, cioè guarda qua la tua risposta. Cosa succede? Nel tablet ho una SIM che scadrà a breve, sta andando a velocità ridotta, però insomma per mandare un commento lo manda. Io so qua che do riprova, si è verificato un problema, riprova, e questa era la mia risposta, non riesco a dartela. Comunque ti stavo dicendo che continua a succedermi questo errore anche con altri. Risolvo aggiornando la pagina, però in questo caso no, in questo caso c'è solo il riprova, vedi, non puoi aggiornarla tirando in giù, e a volte devo riprovare a aggiornare anche più volte e poi parte, però in questo caso invece con te proprio non parte, quindi è proprio destino. Ecco, quindi sapete che se non vi rispondo o non vi metto il mi piace non è che proprio non posso, non capisco perché non posso, ma anche da computer. Cioè proprio a random, così a casaccio, sia dal computer che dal tablet che dal telefono, quando gli gira io o non posso mettere il mi piace o non posso commentare, o addirittura, un'altra cosa che può essere fraintesa, quindi attenzione, non tutti i vostri commenti inspiegabilmente vengono visualizzati. Non c'è nessun blocco, ripeto, non c'è nessun tipo di blocco, però qualche vostro commento proprio non appare sotto il video. Lo vedo io dall'amministrazione, ma nel video non c'è e non l'ho tolto io. Ecco, vedi Mocca, questa cosa qua no, non va bene, non andiamo d'accordo. No, guarda cosa hai fatto. No. Ma che l'acqua era giusta, no, che dopo sembra. Vabbè, adesso devo pulire anche il lavandino. Vabbè, scusa Jastover, ma ci rinuncio perché proprio non c'è verso, YouTube non mi fa rispondere. Vabbè. Quando vivevo in Scozia si usava, sì, te la racconto, nel lavandino c'era una specie di bacinella di plastica, la riempivi di acqua e sapone, buttavi dentro tutta la roba sporca, tutta, e lì la lavavi dentro, tutta dentro questo ciotolone, e poi la sciacquavi sotto l'acqua e basta, la asciugavi. Così funziona in Scozia. Per il suino è iniziato il grattamento. Caramba, vai con nonchalance, con molta nonchalance. Eccola. Ma non credo che ci fermino col camper. Fermerete mica col camper, caramba, che sorpresa! Sì, è stata una sorpresa. Le gallinelle d'acqua ferme, brave. Però una cosa interessante che pensavo tra me e me, quando mandi i curriculum alle agenzie interinali o ti candidi online, adesso si fa tutto online, a un'offerta di lavoro, sempre dentro te hai questa convinzione: accidenti, mi prendono perché ce l'ho attaccato a casa, perché ho tutte le referenze per quel tipo di lavoro, oppure perché è lo stesso identico lavoro che ho fatto per 8 anni, e mai niente. Fate a caso, ci sono quelle volte in cui io mando il curriculum proprio così per email perché trovo un'azienda magari su Google Maps che secondo me può essere interessante. Quando mando il curriculum per email, cioè da solo, e là fate a caso ti rispondono sempre, ti chiamano per il colloquio. Cioè veramente io sta roba, le agenzie interinali non l'ho mai capita. Sono anche passato varie volte di persone in tante agenzie. I lavori ce ne sono un sacco, però sembra tipo che non ti chiamano, non te li vogliono dare, non capisco. Ma lavori che hai le referenze, cioè ripeto, uno ha fatto, non so, il modellatore di ceramiche a forma di triangolo per 20 anni,
cercano un modellatore di ceramica a forma di triangolo in una ditta a 5 km a casa tua e niente, puoi candidarti tutte le volte che vuoi, chiamare eccetera, non ti considerano, è una cosa veramente incredibile. Poi mandi il curriculum appunto da te e tac, un'azienda ti chiama. Ho tutto un posto di blocco, oggi ho dovuto mettermi le cinture, incredibile. Andiamo, dai che vi passo ai 18,3 all'ora. Dove siete sconti? Ah, dove vi state mimetizzando? Ah, color canarino là, vi state mimetizzando con l'albero? Fammi capire che infamata state organizzando o vi ho già passati e vi ho stirati sotto senza accorgermi, no? Aspetta che continuo ad andare piano come uno che va piano. Ah, eccoli qua. Infatti vedi il ciclista con la maglia gialla ha salutato i vigili con la maglia gialla, perché ha detto voi avete la maglia gialla, siete colleghi, aspetta che hanno anche il Velox. Guarda che bel Velox. Anch'io ho la macchinetta qua che vi sto riprendendo, capite? Ci riprendiamo a vicenda. E qua sto leggendo la disoccupazione, cioè interessante. Io ho una media mensile di 1464 euro, in ogni caso l'importo massimo non può superare i 1300. Infatti ho ricevuto 1300. Vabbè, chi se ne frega, soffocatevi quei soldi, proprio non mi ci pulisco neanche il culo. Però insomma con un po' di soldi mi prendo la carta igienica che è più morbida. Cosa fai con questa orecchia pericolosa là? L'orecchio pericoloso e la coda pericolosa, eh? Che faccia. Ciò, vero tutto, ma il fatto è che se inizio a lavorare mi prendo 1000 euro al mese. Se non lavoro ne prenderai 1500 di disoccupazione, solo che il limite massimo è 1300, io ne sto prendendo 1300. Ok, vado a lavorare, ma buon risolto l'arcano, fortuna che ho avuto il buon senso di chiamare l'INPS e fare controllare tutto quanto. Cosa succede? I 1300 euro che mi sono arrivati fanno riferimento a 54 giorni, quindi non è 1300 al mese, ma sui 650. Ah, perché sennò veramente dicevo, cazzo, mi conviene veramente stare a casa, prendere 1300 per 2 anni, scusa, ci guadagnavo, cazzo. Ti eri illuso, Yuri? Beh sì, insomma mi ero illuso. Ma come mai ti eri illuso? Insomma, cavolo. Vabbè, insomma, dai, peccato. Sarebbe stato bello, però, puoi immaginare. Se uno non fa un cacchio, si prende 1300 bomboloni. Wow! Metto la firma, cazzo. Così, cioè, non riesco proprio a rispondere, viene una roba assurda. Occhio. Guarda qua. Incolla, perché ormai è sempre quello. Vedi, rispondi, pubblicazione, commento non riuscita, e che devo fare? Ho preso un bel po' di accessori strafighi per la GoPro, sono proprio contento. Questa roba da poco, alla fine il totale con le spedizioni è venuto fuori 70 euro, però ho preso la pettorina per il cane pericoloso, una fascia a mettere in testa che nel kit aveva sia quella per mettere in testa che può essere utile a volte quando ti mostri i lavori e mi servono tutte e due le mani, no? E dentro aveva anche una clippetta per lo zaino e un'altra clippetta per il cappello, era un kit. Un bastone allungabile più serio di quello che ho, che si gira, si chiude sempre, e soprattutto la custodia aperta, quella che non tappa il microfono. Quella è veramente una cosa eccezionale. Dopo c'era anche un'altra cosina, beh sì, dopo tutti i vari agganci con gli adesivi da mettere in giro, da attaccare fissi nel camper. Ma guarda, bonjour, ma c'è un cazzo da ridere, ma guarda te, se io in questo periodo che potevo dormire fino alle 10 mi devo alzare alle 7 perché deve passare uno a prendere la smart e non si è neanche sicuri che passi perché ha già tirato il pacco una volta, capisci? E io queste cose, questa è la seconda e ultima chance che gli lascio, dopodiché la vendo a un meccanico di Rimini che ne sta cercando, la voleva, prendo magari quei 200 euro in meno, però vabbè, chi se ne frega, non sta qua tanto a rompermi i coglioni, pure rotture di balle e altro. Sì, che voce di quella mattina, buona. Anzi che non devo parlare con me stesso, ma comunque in qualche modo mi ascolto, mi ci rimetto anch'io, insomma. Vedi la differenza di carattere tra le persone,
Sono le 8 meno 10, il tipo che doveva prendere la smart doveva passare alle 8, cioè io ho messo la sveglia apposta, mi sono svegliato apposta per quello lì, che già aveva tirato pacco la giornata prima, quindi io potevo prendermi i miei impegni e fare le mie cose, no, sono rimasto a casa per aspettare lui. E a me ste robe fanno girare le balle, cioè io se dico una cosa, se dico alle 8 io sono lì alle 8 meno 20 come minimo, non so neanche dove abitano, neanche l'indirizzo né niente, cioè così, adesso guarda, io aspetto le 8 e mezza, dopodiché chiamo il meccanico di Rimini che la voleva e la vendo a lui, vaffanculo, prendo qualcosa in meno, ma cioè, via.